L'onda è lunga, quindi se magari c'è un beneficio in termini di contagio, noi all'interno dell'ospedale lo sentiamo a distanza di tempo, 10 giorni dopo nei reparti generali, 15-20 giorni dopo nelle terapie semi-intensive e intensive. Quindi bisogna aspettare ancora. Dobbiamo aspettarci ancora un periodo di impegno molto intenso. Il dottor Andrea Vianello ha riaperto il suo reparto di terapia semi-intensiva a metà ottobre. Da quella volta, come ci spiega, non si è mai fermato. Quasi 3 mesi di interrotto lavoro in una divisione che rappresenta il cuscinetto e l'ultima speranza, prima della terapia intensiva, ma anche la prima luce per chi dopo la battaglia tra la vita e la morte ce la fa e viene nuovamente ricoverato in semi-intensiva, ma questa volta sulla lenta via della guarigione. Siamo al ritorno, un punto di passaggio prima che il paziente possa riacquisire la sua autosufficienza. Ora l'incognita in merito alle prossime settimane è l'onda lunga dei contagi da Covid panettone, come è stata definita la trasmissione del coronavirus avvenuta durante le vacanze di Natale. Ma comunque vada, il dottor Vianello dice che il primo sospiro di sollievo lo si potrà tirare solo tra qualche mese. Sono ottimista per l'estate, forse per la tarda primavera. Per i periodi antecedenti faccio fatica a esserlo.